Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Sicilia 24 Focus, il nostro spazio di approfondimento. Ricordate qualche mese fa, era gennaio, quando siciliani e turisti facevano il bagno a mare. Adesso che la stagione avrebbe dovuto cominciare, siamo a maggio, invece tiriamo fuori ancora cappotti ed ombrelli. Allerta rossa nella Sicilia occidentale, maltempo, allerta gialla in 5 regioni del sud, bombe d'acqua e maltempo un po' ovunque. Non si tratta di una perturbazione passeggera, perché a parte qualche schiarita che prevedono i meteorologi, questa instabilità andrà avanti ancora per qualche settimana. Insomma, stiamo toccando con mano i cambiamenti climatici. Ne parliamo oggi con il mio ospite che ci ha raggiunto in studio, il professore Christian Mulder, ordinario di ecologia al Dipartimento di Scienze Biologiche dell'Università di Catania. Benvenuto. Grazie. E ci colleghiamo invece con Luigi Pasotti, dirigente del SIAS di Catania, il servizio della regione che fornisce informazioni meteo per l'agricoltura e monitora quindi questo fenomeno. Benvenuto anche a lei. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Bene, allora intanto prego la regia di mostrare le immagini che ci sono appena arrivate qualche minuto fa in studio da parte del Dipartimento della Protezione Civile, che documentano quello che è successo ieri a Palermo. Sembra di essere in autunno inoltrato, professore Mulder, invece sono immagini a cui dobbiamo fare un po' l'abitudine? Purtroppo sì. Rispetto a 10 anni fa i fattori e gli eventi estremi si sono moltiplicati di un fattore 6. Ci sono 6 volte tanti eventi estremi rispetto a 10 anni fa. E questo è proprio un aspetto ormai tipico del clima in tutta l'Italia, però. Da quel punto di vista in Sicilia la situazione è grave, però gli eventi estremi sono decisamente di portata ben più ampia nel nord dell'Italia. Faccio un esempio concreto. Quando si parla della temperatura media annua, si usa il cosiddetto trentennio di riferimento dal 1980 al 2010 per valutare una temperatura media annua. La temperatura media annua di Catania e di Palermo è aumentata di 1 grado, quella di Milano, di Sondrio è aumentata di 4 gradi. Allora, con una temperatura media annua di 18 gradi come a Catania, 1 grado di differenza non incide così tanto quanto 4 gradi di differenza che portano la temperatura media annua di Milano quasi ai livelli della temperatura di Catania. Quindi lì lo si sente ancora di più. Ma è proprio un problema nazionale. E forse anche direi globale come fenomeno. Assolutamente, è più marcato nell'Europa meridionale. E che la Sicilia, che si trova proprio al centro del Mediterraneo, come risente di questi cambiamenti? Allora, la Sicilia ne risente nella ragione in cui la desertificazione è una realtà concreta in tutta la parte occidentale e purtroppo lì c'è un fenomeno che comporterà un paesaggio quasi comparabile a quello della Tunisia. Ecco, sono scenari questi della desertificazione della Sicilia, diciamo, imminenti in un futuro vicino, oppure sono scenari più lontani? Allora, le proiezioni dicono che tra il 2030 e il 2050 potrebbe essere una realtà. Potrebbe, diciamo, si parte sempre al presupposto, se non si dovessero cambiare le cose, succederebbe più tardi questo. vedremo che cosa possiamo fare noi abitanti di questo pianeta. Intanto voglio andare da Luigi Pasotti, dirigente dell'unità operativa delle SIAS di Catania, che appunto voi raccogliete i dati e monitorate questi fenomeni sulla Sicilia per capire anche, andare incontro alle esigenze dell'agricoltura che sta cambiando. Lei ci ha inviato alcune mappe che appunto credo che raccolgano i dati in particolare sulle precipitazioni, cioè sulle piogge, quindi regia possiamo anche vederle così le commentiamo insieme al dottor Pasotti. Quali sono le conseguenze sull'agricoltura?
Sì, ecco, è molto interessante quello che sta accadendo sia sulle temperature che sulle precipitazioni, ed è anche un po' diverso perché sulle temperature abbiamo un segnale di innalzamento della temperatura media che è molto netto ed è incontrovertibile e mi trovo molto allineato con la valutazione che ha fatto il professor Mulder, perché anche noi abbiamo stimato per il trentennio, per l'ultimo trentennio di riferimento 1991-2000, una tendenza a un aumento nei 30 anni di 0,9 gradi. Ecco, per le precipitazioni il discorso è un po' diverso perché nell'ultimo trentennio abbiamo avuto un po' un'inversione di tendenza rispetto alla fine del secolo scorso. Come vedete, l'ultimo trentennio ha segnato un po' un recupero delle precipitazioni totali annue e anche un po' gli eventi di questi giorni un po' dimostrano che non necessariamente il cambiamento climatico sia sempre necessariamente associato solo a siccità, ma può anche comportare periodi di piogge abbondanti anomale, ecco. Allora quindi diciamo noi in realtà ci troviamo di fronte a volte a precipitazioni anche superiori alla norma. Il problema sta un po' nella distribuzione di queste piogge e da quello che osserviamo dal monitoraggio della siccità sembra che in qualche modo manchino le situazioni medie, cioè abbiamo siccità, periodi di siccità magari non troppo prolungate, però alternate a periodi di surplus pluviometrico che anche queste diciamo comportano problemi, con una concentrazione delle piogge, con fenomeni più intensi. Anche qui abbiamo dati che sembrano confermare la situazione, quindi diciamo comunque un clima che anche in presenza di piogge che si conservano diciamo di una certa abbondanza per la Sicilia, però sono mal distribuite e alla fine vengono a mancare. E alla fine fanno danno, diciamo, come sta succedendo in Esattamente. questi giorni e come succede poi ovviamente durante l'autunno. Ecco, lei diceva nell'intervista che abbiamo realizzato stamattina che la Sicilia da una parte si sta tropicalizzando e quindi accentuando questi fenomeni anche di piovosità intensa, dall'altro si continentalizza, cioè assomiglia di più al continente del Nord Europa. Ce lo spiega meglio? Sì, questi sbalzi termici dove praticamente in poche ore la temperatura può variare di una ventina di gradi sono tipici dell'Europa del Nord. L'unica cosa che non troviamo dell'aspetto continentale sono queste temperature basse che hanno lì durante l'inverno. L'aspetto tropicale invece ha più a che fare con il fatto che ormai, se ci fate caso anche con le previsioni meteorologiche, quasi non si sente più parlare dell'anticiclone delle Azzorre, è tutto ormai un flusso continuo di aria calda dall'Africa verso il nord Europa, passando sopra la Sicilia. La cosa buffa è che questo comporta, visto che sono tutti vasi comunicanti e tutto è collegato, anche eventualmente temperature estremamente basse, come abbiamo potuto verificare qualche mese fa in Canada, perché in un momento stesso che tutta questa aria calda sale, spingendo l'aria fresca del nord Italia, l'aria fredda del nord Europa verso l'aria gelida del Polo Nord, quest'aria gelida dell'area artica o scende giù per la Siberia o scende giù per il Canada. Allora, Quindi la ci sono... interrompo un attimo perché noi abbiamo delle previsioni invece di un vero meteorologo, lei è un esperto di cambiamenti climatici, docente di ecologia. Ieri abbiamo invece raccolto proprio la previsione di questo meteorologo che si chiama Daniele Ingemi dell'ASPRA, che ci ha spiegato che cosa sta succedendo in questo momento. Ascoltiamolo. Cosa accadrà nei prossimi giorni? Questo minimo di bassa pressione raggiungerà l'Italia centrale. Da noi il tempo andrà a migliorare soprattutto sui settori meridionali, però ancora dell'instabilità andrà a interessare i settori, le aree tirreniche, soprattutto la parte settentrionale dell'isola, con la probabilità di nuove piogge di rovesci a carattere sparse alternate anche a delle schiarite.
Qual è la vera anomalia di questo maggio? La vera anomalia di questo maggio è l'assenza di una figura anticiclonica capace di garantire periodi di stabilità duraturi anche di oltre una settimana. In questo momento l'anticiclone subtropicale si trova tra il Marocco e la penisola iberica, noi invece ci troviamo sul bordo orientale di questa struttura anticiclonica, quindi siamo interessati da correnti fresche che provengono dal Nord Atlantico e come è capitato questa volta l'aria fresca dall'Atlantico quando penetra nel territorio dell'entroterra africano tra l'Algeria e la Libia può anche generare questi cicloni particolarmente profondi. Ecco, come un po' aveva già detto lei, anche se non è un meteorologo, non c'è traccia di questo anticiclone, staziona ben lontano e fra l'altro, anche se si dice non si può prevedere oltre una settimana, in realtà adesso gli esperti presi con le pinze dicono che si possono fare previsioni con un certo grado di affidabilità anche a medio e lungo termine e qualcuno si azzarda a dire che non vedremo estate fino al 20 giugno e quindi davvero un capovolgimento di tutta l'alternanza tipica delle stagioni. Questo però che ci allarma tanto in realtà è successo già nel passato. Qual è la differenza? La differenza è la velocità con la quale si sta verificando. Se noi prendiamo la temperatura media annua di tutto il pianeta, vediamo che ogni anno di questo secolo, ogni anno praticamente, con 3 eccezioni, è più caldo degli anni passati. E se prendiamo la seconda rivoluzione industriale, mi interessa la seconda rivoluzione industriale, non la prima, perché durante la prima rivoluzione industriale si lavorava ancora con il vapore acqueo. Ecco, la seconda rivoluzione industriale, 1880, che si è iniziato sistematicamente ad usare combustibili fossili, quindi a produrre più CO2, ovvero gas serra. Allora, dal 1880 al 2023 sono 124 anni, in questi 124 anni diciamo, abbiamo 23 anni in questo secolo e 20 anni di questi 23 sono i più caldi, hanno la temperatura più elevata rispetto alla media calcolata dal 1880 al 2022. Questa è una cosa importante perché ci fa anche capire quanto sia importante mantenere l'accordo di Parigi e fare in modo di contenere le emissioni di CO2 onde non superare 1,5 gradi di innalzamento della temperatura media annua, perché questo 1,5 gradi molti lo vedono come un valore fine a se stesso, quasi una scelta in un certo qual modo politica, arbitraria, così sì. arbitraria. A tavolino, sì, ecco. A tavolino magari alcuni volevano 1, altri ne volevano 2. Invece non è così, perché la temperatura media annua del pianeta Terra è 14,9 gradi centigradi dal 1 al 31 dicembre, 1 gennaio al 31 dicembre, dal Polo Nord al Polo Sud. Allora, nel momento stesso che uno dice non più di 1,5 gradi, dice non più di 1,49 gradi, che è il 10%. Allora vorrei far ragionare anche i telespettatori su come ci sentiremmo noi dovessimo avere 10% di temperatura corporea in più. Saremo tutti con la febbre alta, con la febbre diciamo. altissima, saremo tutti in terapia intensiva. Quindi non è un valore fine a se stesso, ma è un valore reale. Ragionato. Luigi Pasotti, c'è stato questo allarme proprio ieri della Coldiretti che ha citato che ormai siamo nell'ordine di 6 eventi estremi al giorno che naturalmente interferiscono moltissimo sull'agricoltura. Voi quali parametri monitorate in Sicilia? Allora, sì, noi chiaramente monitoriamo tutte
tutti gli indici climatici, tutte le variabili principali, e anche abbiamo con la nostra rete, adesso possiamo disporre di 20 anni di dati anche di variabili che normalmente in passato non si misuravano tanto diffusamente, come l'umidità relativa, la velocità e la direzione del vento, la radiazione globale. Quindi dalla rete SIA sta cominciando a delinearsi una climatologia veramente molto dettagliata del clima siciliano. Quindi non soltanto nell'emergenza, quando si corre a ripari, ecco, c'è anche un lavoro dietro di raccolta dati, di studio. Esattamente, esattamente, stiamo proprio lavorando per completare un trentennio di dati, perché sappiamo che la nostra sarà un po' per la Sicilia la climatologia del XXI secolo. Ora la cosa importante per noi è rapportare tutte queste variabili poi a quello che è il rischio climatico, cioè l'interazione tra i fattori climatici che cambiano, e noi già osserviamo i cambiamenti in atto, ma sappiamo che in futuro avremo cambiamenti ancora più consistenti. Quindi l'interazione tra i fattori climatici è quella che è la vulnerabilità del territorio. Noi siamo impegnati a lavorare sull'adattamento, cioè sul rendere, diciamo, questi fattori climatici che cambieranno meno impattanti, meno negativi. In che modo? Riducendo quella che è la vulnerabilità del nostro territorio, oppure non aumentando alcuni fenomeni. Ecco, c'è un grosso lavoro di adattamento su tutte le pratiche agricole, sull'irrigazione, sulle lavorazioni del terreno, anche sulla scelta delle colture, delle varietà, perché l'agricoltura siciliana, che è un'agricoltura di grande pregio, ha di fronte questa sfida dell'adattamento, che è una sfida che, se colta bene, se colta in pieno, ecco, potrà permettere comunque di non avere eccessivi contraccolpi. Al tempo stesso, in questa ottica possiamo inserire, diciamo, una tendenza o solo moda, passare invece, soprattutto per esempio nella nostra riviera ionica, dalla coltivazione dei limoni o delle arance si sta andando verso la coltivazione di frutti tropicali, mango, avocado. ma da un lato questa è un'opportunità che sicuramente non possiamo che cogliere, che anche a seconda delle tendenze di mercato costituisce un'opportunità per le nostre aziende. Al tempo stesso però la sfida sarà soprattutto quello di utilizzare meglio l'acqua, quindi anche orientare colture, oppure spostarsi da colture molto esigenti come ad esempio quella degli agrumi, ecco, che è in deficit cronico di risorse idriche nei nostri territori, verso colture che riescono a produrre con meno acqua, oppure affinando, ecco, su questo stiamo lavorando molto, affinando le tecniche di irrigazione per utilizzare meno acqua a parità di prodotto. Benissimo, allora adesso noi ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo per parlare e continuare a parlare dei cambiamenti climatici. Ed eccoci di nuovo in studio per continuare a parlare di cambiamenti climatici alla luce di quanto sta succedendo in questi giorni, non soltanto in Sicilia ma nel resto d'Italia. Stagioni impazzite, maltempo, allerta rossa addirittura nella Sicilia occidentale. Lo stiamo facendo con il professore Christian Mulder, ordinario di ecologia dell'Università di Catania, e con Luigi Pasotto del SIAS, il centro che raccoglie dati e informazioni per l'agricoltura del Dipartimento regionale. Professore, lei insegna ecologia. Che cosa spiega ai suoi studenti? Quali sono i comportamenti da seguire proprio per maggiore rispetto della natura, del nostro pianeta in generale? Il messaggio di base è il rispetto del pianeta e evitare a tutti i livelli lo spreco delle risorse. E le risorse comportano tanto, diciamo, la natura quanto diciamo, l'acqua, che purtroppo non è che scarseggi sulla carta, ma non viene raccolta in modo adeguato, perché nel momento stesso che arriva giù
o un acquazzone o addirittura una bomba d'acqua. In un caso non ci sono delle gabbie o dei bacini di raccolta ben mantenuti, liberi, dove quest'acqua possa essere raccolta e conservata. O addirittura, come abbiamo visto con la bomba d'acqua dell'ottobre del 2021, tutte le grondaie e le reti fognarie di Catania erano ovviamente intasate dalle terre dell'Etna. Ovviamente nel momento stesso che viene giù l'acqua, e lo si sa che a ottobre una cosa così succede, arrivano, già gli antichi arabi ne parlavano. Bisogna fare in modo che quest'acqua possa scorrere, ma deve essere anche raccolta perché è essenziale per l'agricoltura. Ma lei trova una sensibilità da parte dei suoi studenti? C'è stato il movimento Fridays for Future, abbiamo seguito e conosciuto Greta Thunberg, adesso forse questo movimento sta un po' scemando. I suoi studenti, i ragazzi quindi, come rispondono? Hanno a cuore questo futuro? Io sono soddisfatto dei miei studenti, tanto scelgono ecologia, quindi già questo è una materia obbligatoria, quindi non è una loro scelta. Però diciamo il fatto stesso che abbiano scelto scienze biologiche, scienze ambientali, dà un'indicazione sulla loro motivazione. Mi sono reso anche conto che nei media non si parli più tanto di Greta Thunberg. Io credo che abbia un pochino a che fare con la sua età. Nel momento stesso che una giovane ragazzina arrivava con un messaggio così carismatico, otteneva molta più attenzione che non adesso, anche perché dopo tutto il messaggio non è che fosse così nuovo, voglio dire, dal 1970 il Club de Rome già ne parlava di questo scenario. Però è stato un personaggio appunto carismatico che è riuscito a catalizzare l'attenzione di tanti, dei soprattutto media, ma non dei politici. Dei politici no, e infatti volevo chiedere proprio questo a Luigi Pasotti, sempre ognuno per la sua categoria, voi, i vostri interlocutori sono da una parte politici, dall'altra ovviamente gli agricoltori, e si parla di raccogliere le acque, di reggimentare, di modificare. Nel settore a cui voi vi riferite, quindi gli agricoltori hanno ben presenti questi rischi, i cambiamenti a cui si va incontro, i rischi appunto che si corrono in questo settore? Ma direi proprio di sì, un esempio proprio è la recente siccità che è stata molto grave al nord, in pianura padana, e che ha visto soprattutto nel bacino del Po una carenza d'acqua come non si osservava da decenni. Ecco, noi in Sicilia, devo dire, abbiamo una sensibilità al risparmio, all'uso efficiente dell'acqua che è molto più avanzato e che forse veniva perché veniamo da anni di penuria, certo. Esattamente, quindi diciamo l'adattamento è una condizione assolutamente necessaria. Anche le politiche del programma di sviluppo rurale sono fortemente orientate alla sostenibilità ambientale dell'agricoltura, quindi un'agricoltura che insieme non è più soltanto produzione di reddito per gli agricoltori, ma diventa anche fattore di protezione del territorio. In Sicilia abbiamo questo grosso problema dello spopolamento delle aree interne che rischia di essere un fattore di dissesto idrogeologico, perché laddove scompaiono gli agricoltori in zone fortemente antropizzate, allora rischia anche di crollare l'equilibrio su cui paesaggi che si sono strutturati nei secoli, ecco, si fondavano. Quindi diciamo che l'attenzione proprio delle politiche pubbliche della Commissione europea, della politica agricola comunitaria, si sono fortemente orientate negli anni a mettere insieme la produzione del reddito degli agricoltori con la funzione che ha dal punto di vista dell'ecosistema l'attività agricola. Certo, c'è ancora molto da fare, ad esempio un problema molto grosso è quello dell'erosione dei suoli. Noi abbiamo una perdita di suolo
suolo a causa dell'erosione, che è ancora diciamo inaccettabile. Vanno migliorate ancora molte cose, perché l'erosione è uno dei principali fattori della desertificazione, così come sicuramente un punto dove ancora non stiamo lavorando in modo soddisfacente è la prevenzione e il contrasto degli incendi. Anche questo, diciamo che erosione e incendi sono tra i principali fattori della desertificazione, più ancora del cambiamento climatico, e quindi diciamo c'è uno sforzo sicuramente delle politiche pubbliche per migliorare, diciamo, l'adattamento, per migliorare la gestione delle pratiche agricole, di modo che non danneggino, che non favoriscano la desertificazione. Ecco, professore, lei appunto annuiva a queste parole, perché ci sono dei fenomeni naturali magari difficili da gestire, ma c'è anche tanto dello zampino dell'uomo in quello a cui stiamo assistendo. Sì, diciamo che anche incendi e erosione del suolo hanno a che fare con il cambiamento climatico. Quindi è un circolo un po' vizioso. Esatto, è un po' l'uovo e la gallina, perché nel momento stesso che la temperatura è particolarmente elevata, come abbiamo visto nel 2021 a luglio, 48,8 gradi a Floridia, tuttora il record europeo della temperatura più alta mai registrata, è ovvio che vi siano degli incendi a più non posso. E bisognerebbe essere pronti e evitare che queste cose accadano. Voglio dire, i mezzi ci sono, è la regione italiana con il maggior numero di guardie forestali, quindi ci vuole una gestione mirata e oculata, partendo già dal presupposto che certe cose prima o poi accadano. E da quel punto di vista bisogna anche pensare, è vero, che questa tropicalizzazione dà molte possibilità agli agricoltori, possono coltivare il caffè addirittura, papaya, mango, guave, quello che vogliono, però bisogna anche pensare che in ambienti tropicali, come la foresta tropicale o la foresta amazzonica, non c'è stagionalità. E quindi torniamo a quel vecchio detto: non ci sono più le mezze stagioni. Ma praticamente fa sempre caldo, c'è sempre una precipitazione, proprio è una stagione unica. Mentre invece questo enorme contrasto che c'è tra la precipitazione, che ha proprio dei minimi molto marcati durante il periodo estivo, e la temperatura, che è tipico del bioma del Mediterraneo, lo vediamo anche in California, in Australia, nel Sudafrica, è qualcosa che automaticamente comporta stress idrico, pressioni sull'agricoltura e rischio incendi. E la situazione non era così accentuata ad esempio 2000 anni fa, perché la Sicilia era il granaio di Roma, quindi le possibilità c'erano. Allora, noi siamo in chiusura, abbiamo gli ultimi secondi. Noi abbiamo intitolato questa trasmissione "Dove è finita la primavera?", quindi la primavera la troveremo solo sui libri, insomma, sui sussidiari di scuola. Sì, Alice nel Paese delle Meraviglie. Pasotti, in conclusione. Conclusione, allora chi si occupa di clima sa che il singolo evento non rappresenta mai di per sé un segnale da interpretare univocamente. Ecco, proprio oggi studiavo questi eventi perché c'è stato in passato, nel mese di maggio del 1966, abbiamo avuto piogge superiori a quelle di quest'anno, quindi diciamo stiamo cercando di capire se di qui a fine mese pioverà ancora, siccome comunque sono previsti altri eventi, ecco, nel prossimo fine settimana. Allora stiamo cercando di capire se maggio potrebbe diventare il maggio più piovoso della storia meteorologica della Sicilia, perché questo è
possibile, così come è successo qualche anno fa, nel 2018, quando il mese di giugno e il mese di agosto sono stati i giugno e gli agosti più piovosi della storia meteorologica della Sicilia. Quindi diciamo stiamo cercando di capire se questo maggio entrerà negli annali come un'annata con questo record. estrema. Esatto, l'importante è osservare, ecco, noi diciamo sempre, ecco, osservare il clima, osservare quello che succede è fondamentale, bisogna mantenere delle reti di monitoraggio come la nostra che hanno diciamo serie storiche che cominciano ad avere una certa lunghezza, sono molto importanti perché ecco, l'informazione è veramente un presupposto fondamentale per guidare le scelte, per orientare le azioni da fare. Non possiamo sicuramente stare fermi, dobbiamo lavorare da un lato per adattarci e poi c'è questo sforzo molto grosso a cui dobbiamo partecipare tutti per ridurre le nostre emissioni, cambiando i nostri modelli produttivi, i nostri modelli di consumo, il nostro stile di vita anche. Assolutamente. E quest'altro dato non andrà soltanto forse un po' a confonderci le idee, perché ogni anno si parla del mese più piovoso, del mese più caldo, dell'anno con più incendi, accumulando tutti questi record che poi si perdono ma nei titoli. Il discorso del più, quindi eventi estremi. Allora io siamo in conclusione, ringrazio il professore Mulder dell'Università di Catania, ringrazio Luigi Pasotti, dirigente del SIAS di Catania, e grazie a voi che ci seguite da casa. Un buon pomeriggio.